Ciao ragazzi, oggi voglio farvi scoprire un luogo storico che in pochi conoscono. Sono a Navene, quindi Malcesine, e questo è il caposaldo di Dosso Merlo, costruito dal Regio Esercito Italiano in occasione della Prima Guerra Mondiale. Dovete sapere che Malcesine è da sempre per antonomasia luogo di confine e da questo avamposto i soldati italiani, qui ce n'erano circa 3000, controllavano i loro rivali dirimpettai, ovvero gli austriaci, perché da quella parte, a pochi chilometri di distanza, c'era ancora l'impero austriaco. Recentemente questo sito è stato riportato alla luce grazie a un importante lavoro di restauro curato dai volontari, dagli alpini in primis, e tra poco ritornerà ad essere fruibile, perché queste trincee fino a poco tempo fa erano definite anche le trincee dimenticate. Dal 1970, essendo riserva integrale, non si poteva andare a tagliare la linea, non si poteva accedere, diciamo, come in altre parti del bosco che ci sono sul territorio di Malcesine. Quindi è stato fatto un lavoro sia di ricerca che di recupero che di confronto con la regione, con Veneto Agricoltura, per poter disboscare e cominciare a recuperare le trincee, i vari manufatti che erano ormai nascosti, perché ovviamente la natura ha fatto il suo corso e aveva ricoperto di terra e di arbusti, di alberi, il tutto. Si vedevano delle tracce, però insomma il lavoro manuale, entusiastico sia degli alpini che poi insomma di tutti i volontari che si sono succeduti ha portato a questo recupero. Era importante questo avamposto bellico? Qui la Repubblica aveva un appostamento di controllo e quindi negli anni vicini alla Prima Guerra Mondiale sia la parte veneta che la parte lombarda aveva deciso di fortificare tutta l'area per un possibile attacco da parte degli austriaci in questa area. Ovviamente, essendo un terreno molto scosceso, essendo un territorio impervio, aspro, era più difficile da conquistare, diciamo, con la fanteria, ma è stato fatto quindi un presidio con l'artiglieria. C'era molta artiglieria, però allo stesso tempo c'erano migliaia di soldati che arrivavano fin sull'altissimo, quindi era sicuramente importante perché era il confine, cioè noi adesso transitiamo normalmente e andiamo a Riva, a Trento, però ricordiamo che prima della Gardesana si percorreva tramite alcuni sentieri, ma prevalentemente via acqua con le barche. Questa è una zona molto presidiata dal punto di vista dell'artiglieria, sia dalla parte italiana del Regio Esercito che da parte degli austriaci, perché là c'erano i forti, c'erano altri luoghi insomma presidiati con artiglieria, quindi è stato più una guerra, diciamo, di cannoneggiamento che non di soldati che si scontravano all'arma bianca. Nel 2013 iniziarono i lavori di mappatura di questa zona, perché si sapeva che qui c'erano le trincee, perché si sapeva che qui c'erano stati i soldati. Iniziarono le mappature e successivamente anche i lavori di recupero. Pensate che se adesso io posso camminare su queste trincee che hanno più di 100 anni, lo si deve al grande lavoro dei volontari, degli alpini. Per farvi capire, no? Questa adesso è una parte libera di trincea, il bosco è immediatamente lì. Eccolo lì. Ebbene, fino a qualche anno fa quel bosco era anche qui sopra, quindi praticamente tutto era stato oscurato dall'avanzare della natura, quindi del bosco. E mentre si sale al trincerone si può anche vedere il vulcano, che era il nome che è stato dato a questa postazione di artiglieria. Qui pensate che era posizionato un potentissimo obice da 305, uno dei più potenti di cui era dotata l'artiglieria del Regio Esercito del 1915. E questi invece sono i resti della teleferica intermedia che collegava Navene a Dosso Spirano, un dislivello di circa 815 metri. Un'unica fune portante trainata da un motore di circa 15 cavalli che poteva consentire un viaggio di carico di massimo 40 quintali al giorno per non più di 10 ore. Perché avete voluto recuperarlo? Ma abbiamo voluto recuperarle, uno perché siamo un paese turistico e quindi ogni offerta turistica per noi è importante. Credo che sia giusto far riconoscere questa parte di storia ai nostri turisti, ai nostri concittadini, insomma, gli stessi italiani spesso
non hanno presente che l'Italia finiva qui nel 1918, fino al 18 qui finiva l'Italia. Poi abbiamo anche un turismo internazionale, tedeschi, austriaci, che per vari motivi insomma, sono stati i nostri avversari o nostri alleati in base alle guerre. Come si arriva fin là sopra? Ci sono dei parcheggi, il percorso inizierà quando sarà tutto ultimato da Navene, dal centro della frazione di Navene, dove verrà allestito con i fondi del PNR un piccolo museo. C'è una strada che sale, via di mezzo, che sale fino ad Osmerlo. E il primo tratto, diciamo, è quello più ripido, poi la strada è una strada militare, quindi è molto facile da percorrere perché ha una percentuale dell'8%, quindi non è molto ripida, e nel percorso ci sono tutti i cartelli e fotografie che indicano cosa è avvenuto in quel momento lì, in maniera di leggere facilmente tutto il percorso e anche i manufatti che si incontrano. Insomma, un pezzo di storia restituito alla memoria. Esatto, un pezzo di storia restituito alla memoria che speriamo diventi anche un'attrattiva culturale, turistica da parte non solo dei nostri cittadini turisti stranieri, ma che sia anche da parte dei nostri cittadini e turisti veneti e non solo veneti, ma trentini, bresciani, insomma tutti coloro che magari vivono qui intorno e che vogliono approfondire questo periodo della nostra storia recente. E questo era l'osservatorio corazzato, da dove si controllavano le mosse e le avanzate del nemico, e come potete vedere era un punto di osservazione privilegiato. Oggi uno splendido panorama, un tempo un luogo strategico. Arrivare fino qui sopra non è affatto difficile, ci vuole circa un'oretta di cammino, ma è una passeggiata dolce perché dovete fare praticamente la stessa strada dei militari, quindi non ci sono grosse ripidità ed è un percorso che si può affrontare facilmente anche per tutta la famiglia. Quindi ragazzi, buona passeggiata!